Martedì 9 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Da Emanuela, fra poco andremo in postazione rassegna stampa per leggere insieme i quotidiani e dare magari uno sguardo a quelle che sono le notizie approfondite proprio in questo segmento di trasmissione. Cominciamo con le pallavoliste che sono rimaste intossicate da monossido di carbonio, stanno tutte meglio, ma la gara tra la ASD Volley Zafferana e Milazzo è finita in tribunale. La procura etnea ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Il presidente di un'altra società di Zafferana dice: il palatenda non è a norma, noi giochiamo a Ragalna. Sentiamo i particolari. Fortunatamente abbiamo scampato una tragedia, stiamo tutti molto meglio e rimane solo l'amore in bocca di quel che sarebbe potuto essere, ma fortunatamente non è stato, quindi guardiamo avanti con un'altra ottica e vi rinnovo i ringraziamenti. Sta bene, rassicura e ringrazia tutti Maria Laura Panetta, l'atleta del volley 96 Milazzo, colta da malore durante la gara con la SD Zafferana Volley per le esalazioni da monossido di carbonio. Di sicuro qualcosa al palatenda di via Manzoni non ha funzionato ed il riferimento è all'impianto di riscaldamento finito sotto sequestro dopo un'accurata relazione dei vigili del fuoco. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, ipotizzando il reato di lesioni colpose. Oltre a Maria Laura Panetta, altri 14 sono finiti in ospedale, per 8 è stata addirittura attivata la camera iperbarica. Situazione inaccettabile per Danilo Lizio, presidente della SD Pallavolo Zafferana, squadra militante in Serie B2 ma costretta ad emigrare a Ragalna. Avendo fatto una richiesta ufficiale al comune con una PEC di giugno 2025 non ho avuto alcuna risposta in merito alle autorizzazioni del palatenda. Evidentemente queste autorizzazioni non ci sono, anche perché se ci fossero e io non hanno informato la squadra più titolata del paese e quindi ha impedito di giocare a Zafferana, sarebbe credo ancora più grave. È un fiume in piena Lizio, secondo cui il palatenda non doveva neanche aprire i battenti. Credo anche che al di là degli impianti che sono all'interno del palazzetto ci sia anche un problema all'esterno, perché ho sentito tante volte i vigili del fuoco dirmi che le vie di fuga non sono assicurate. La partita tra ASD Volley Zafferana e Milazzo, ferma sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a favore della squadra ospite, proseguirà in tribunale. E allora, vediamo un po' questa notizia, certamente ha impressionato. Siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, vediamo nel taglio basso appunto la notizia delle atlete milazzesi intossicate. Si indaga, alcune delle 8 pallavoliste risentono ancora di problemi respiratori. Una di loro, Maria Laura Panetta, ricostruisce quei drammatici minuti Panetta che abbiamo visto anche nel nostro servizio. Proseguono, leggiamo, le indagini sulle cause dell'intossicazione da monossido di carbonio che ha messo a repentaglio sabato scorso la vita delle atlete della società Volley 96 impegnate sul campo della Zafferana Volley. La procura di Catania ipotizza il reato di lesioni colpose. Le 8 atlete intossicate non si sono del tutto ristabilite, alcune risentono ancora di sofferenze respiratorie. E poi appunto la giocatrice Panetta racconta anche alla Gazzetta la drammatica vicenda che si è consumata in quei minuti durante la gara. Adesso un tema di grande attualità perché parliamo ancora dei test per medicina. C'è un secondo test domani in programma, mercoledì 10, dopo il flop per l'appunto della prima prova che è stata superata da appena il 10% degli studenti in tutta Italia. Abbiamo sentito il presidente della scuola di medicina di Palermo, ha detto poco tempo a disposizione per la preparazione. È stata un'ecatombe. Solo il 10% degli aspiranti studenti di medicina, odontoiatria o veterinaria ha raggiunto la sufficienza ai test del 20 novembre scorso. La prova in fisica è andata male praticamente in tutte le università d'Italia. Questi dati su Palermo e Catania. Mentre si prepara una valanga di ricorsi per chiedere l'ammissione in sovrannumero degli esclusi, da studenti e docenti piovono critiche al sistema del semestre filtro al suo debutto con la riforma Bernini. Anche il presidente della scuola di medicina di Palermo riconosce che il tempo per prepararsi è stato poco. Le lezioni sono partite il 1° settembre e sono terminate ai primi di novembre, quindi noi parliamo di semestre, ma non è un semestre, sono poco più di 2 mesi.
Tra le cause del flop dei test, Ciaccio punta il dito contro la carenza di competenze che i ragazzi si portano dietro dalla scuola. Il fatto che ci sia una preparazione di base relativamente alla fisica probabilmente meno adeguato per superare un esame di fisica a livello universitario, probabilmente anche questo può aver influito. Intanto si avvicina la data del secondo appello, il 10 dicembre, per chi ritenterà la previsione del professore Ciaccio. Ipotizzo che per fisica le domande possono essere anche un po' più semplici. La ministra dell'Università, Bernini, invita a non fare allarmismi e si dice sicura che alla fine i posti in graduatoria saranno ricoperti. Emanuela, anche oggi sui giornali si parla di questi test. Sì, lo vediamo sulla Sicilia di oggi, si parla della facoltà di Catania, test d'ingresso a medicina, domani il secondo appello, esame pure per via Santa Sofia, dove spesso il traffico si congestiona, soprattutto quando c'è molto traffico. Ecco. Semestre filtro per medicina, odontoiatria e veterinaria, tutto è pronto per il secondo appello del test. Domani infatti ci sarà una nuova opportunità per i candidati che non hanno superato il primo appello, ovvero non hanno passato tutti e tre i test di chimica e propedeutica, biochimica, fisica e biologia, ma anche per chi volesse migliorare il proprio voto o per chi ha deciso di presentarsi direttamente al secondo appello. Il test si terrà nella stessa modalità della volta scorsa, con gli aspiranti medici suddivisi per anno di nascita tra la torre biologica e la cittadella universitaria, naturalmente stiamo parlando di Catania, con ingresso alle 8, inizio delle prove alle 11, un'ora a disposizione per materia, poi il termine alle 14. Saranno questi gli orari critici poi per i flussi viabilistici da e per via Santa Sofia. La volta scorsa tutto era andato per il meglio anche grazie al presidio rafforzato della polizia locale predisposto dal neo-assessore Coppolino, che giorni fa la Sicilia aveva assicurato di starsi preparando con un servizio ad hoc. Ma com'era andato il primo test che ha fatto tanto scalpore non solo a Catania ma in tutta Italia? È stato un vero e proprio flop. Noi restiamo sempre su i dati naturalmente siciliani. I dati forniti da Unict sono inclementi ma perfettamente in linea appunto con quelli degli altri atenei siciliani e italiani. 1830 erano i partecipanti, iscritti oltre 2000, con il 20% di candidati promossi per chimica, il 33% per biologia, solo il 9,4% per fisica, un discrimine non da poco che fa pensare a una sorta di selezione naturale per i 500 posti a disposizione appunto per accedere all'Ateneo catanese. Grazie Emanuela. Adesso ci occupiamo di nuovo di cronaca, perché un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito brutalmente da un gruppo di detenuti a colpi di bastone. È finito in ospedale. Tutto questo è accaduto a Siracusa e allora facciamo il punto in questo servizio. I detenuti uniti contro un agente di polizia penitenziaria. È l'ennesima aggressione, forse anche premeditata, nel carcere Cavadonna a Siracusa, che per la brutalità poteva finire nel peggiore dei modi. I sindacalisti parlano di un vero e proprio pestaggio. È successo che due detenuti hanno aggredito un agente, prima è partito un detenuto e poi l'altro si è accodato prendendolo a colpi di legno, quindi hanno lasciato il collega, insomma gli hanno fatto parecchio danno. L'agente è stato portato d'urgenza all'Umberto I. Sul suo corpo i segni ben visibili, tra tante ecchimosi, ferite al volto e danni all'orecchio, timpano incluso. Tutto è accaduto nel blocco 10 che però da qui non si vede. Lì ci sono i detenuti considerati più violenti. Pensiamo possa essere anche legato a queste perquisizioni straordinarie che sono state effettuate negli istituti dove sono state trovate droga, hanno ritirato telefonine e quindi può anche essere che sia anche quello. Ogni volta sembra un film visto e rivisto. Una situazione che, dice chi lavora nelle carceri, non può più continuare. E così si invocano pene pesanti per i detenuti violenti. Abbiamo chiesto più volte la riapertura del carcere di Pianosa e considerare le aggressioni come atto ostile allo Stato, quindi come atto terroristico. Perché il problema riguarda un po' tutti i penitenziari della Sicilia e non solo.
No, allora, le aggressioni avvengono nei penitenziari in tutta Italia, non si sono fermati, sono una fase costante in evoluzione. Allora, proprio così purtroppo si verificano quasi quotidianamente queste aggressioni. Sì, infatti pochi giorni fa c'era stata un'altra aggressione, questa volta nel carcere di Trapani. Un agente è stato colpito al naso da un detenuto che gli ha causato una frattura appunto del setto nasale. Ma torniamo ai fatti di Siracusa. Agente della penitenziaria, siamo sulla Gazzetta del Sud, ferito da un gruppo di detenuti, ferite al volto, danni all'orecchio e al timpano, oltre a vaste ecchimosi su tutto il corpo e una prognosi di 15 giorni. È il bollettino medico che riguarda l'ennesima aggressione appunto subita da un agente di polizia penitenziaria. Però restando sempre nel siracusano, solo pochi giorni fa ad un agente del carcere di Augusta era stato versato dell'olio bollente. Un paio di giorni fa nel carcere appunto di Trapani un sovrintendente è rimasto ferito nel tentativo di sedare una rissa tra detenuti, il fatto a cui mi riferivo poco fa. Quindi comunque vediamo che non sono casi sporadici, eccezionali, ma purtroppo c'è un fenomeno dilagante. Sì, purtroppo è così. Adesso voltiamo pagina, qualcosa di più, diciamo così, leggero, qualcosa più in tema, visto che ci avviciniamo al Natale, perché c'è stato un lungo weekend che si è concluso ieri con la festa dell'Immacolata. È aperto ufficialmente quelle che sono le celebrazioni per le feste di fine anno. A Catania ci sono stati oltre 100.000 presenze in centro per visitare i mercatini e chiaramente percorrere anche le vie dello shopping. Le immagini suggestive del drone che vola su via Etnea, piazza Università e piazza Duomo a immortalare l'atmosfera natalizia per questi giorni della festa dell'Immacolata a Catania. Centro storico affollato, oltre 100.000 presenze, fa sapere il comune. Tra sabato e domenica hanno riempito le vie principali alla volta dei mercatini, allestiti in piazza Università e nelle strade adiacenti di Montesano e Minoriti, con il grande albero alto 22 metri a fare da polo di attrazione attorniato dalle luminarie che illuminano via Etnea e l'intero circuito dello shopping. A completare il colpo d'occhio il rinnovato prospetto di Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo con la nuova illuminazione artistica del municipio e di Palazzo dei Chierici. Negozi aperti fino a tarda sera, così come i ristoranti La Metropolitana, funzionante eccezionalmente fino all'1 di notte, servizio straordinario predisposto dalla polizia locale, in particolare nell'area di via San Giuliano parzialmente chiusa al traffico, con separazione tra i percorsi pedonali e la viabilità residua. Con l'Immacolata si è aperto ufficialmente il periodo natalizio che prevede diverse iniziative messe a punto dal Comune e dal Consiglio Comunale in programma fino a gennaio, a partire dai concerti, in particolare quello tradizionale del 31 dicembre in piazza Duomo e altri itineranti, agli spettacoli di marionette e burattini, novene, la notte bianca tra i musei e poi la solidarietà dal centro alle periferie. E ripartiamo proprio da queste splendide immagini per poi, diciamo, proseguire la nostra rassegna stampa regionale. Sì, vediamo sulla Sicilia, Ponte dell'Immacolata, in 100.000 assaltano il centro storico, pienone per bancarelle, luminarie e shopping. L'atmosfera natalizia ha richiamato nel fine settimana oltre 100.000 persone nel centro storico. Tra sabato e domenica hanno affollato le vie principali per visitare appunto i mercatini allestiti in piazza Università e nelle strade adiacenti. Ma sempre sulla Sicilia vediamo però come c'è un'altra zona della città dove insomma non c'è questa grande folla, diciamo. La folla delle grandi occasioni. Castellursino, le polemiche sotto l'albero. La piazza è tornata nel calendario degli appuntamenti natalizi promossi dal Consiglio Comunale, però i ristoratori parlano di desolazione e chiedono ancora con sempre maggiore forza un incontro al sindaco Trantino. Questa è un'area della città che ha diviso tanto l'opinione pubblica tra isole pedonali che insomma sono state istituite e che piacevano ad alcuni, che non piacevano ad altri. Insomma, adesso il problema è che è una zona poco frequentata, soprattutto in questo clima di festa. I ristoratori naturalmente vorrebbero che ci fosse maggiore affluenza di cittadini o comunque di turisti, di avventori in generale. Andiamo a vedere la prima pagina
pagina della Gazzetta del Sud invece il Natale messinese. Si accende il Natale messinese, il sindaco Basile in atto il cambiamento con gli alberi e i mercatini, inaugurate le feste, presa d'assalto l'isola pedonale e qui vediamo appunto piazza Cairoli stracolma. Quindi anche a Messina, grande folla, tra i momenti clou del tour dell'Accensione. Vediamo appunto l'albero, poi il sindaco ha detto prima della vigilia, annunceremo 2 regali, chissà di che cosa si tratta, lo scopriremo naturalmente nei prossimi giorni. Restiamo sulla prima pagina della Gazzetta perché ci sono altre notizie di altro genere che vi faccio vedere. Intanto si torna a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica, nuovo allarme, ecco perché non deve chiudere cardiochirurgia a Taormina. Un'equipe inviata d'urgenza all'ospedale di Patti ha salvato la vita ad una neonata operandola in culla. Interventi di sindacati e politici affinché il centro pediatrico d'eccellenza non sospenda l'attività. Il 31 dicembre a fine mese infatti scade la proroga della convenzione con il Bambin Gesù di Roma. E poi vediamo una notizia che riguarda la nostra regione. La Sicilia è tra le regioni con più casi di corruzione. Il report di Libera delinea un quadro nazionale sempre più allarmante. Beh, diciamo nulla di nuovo sotto l'albero, se vogliamo rimanere in tema di natalizio, perché gli ultimi scandali, le ultime vicende giudiziarie che abbiamo raccontato sicuramente sono in linea con questo quadro poco edificante della Sicilia. Restiamo all'interno della Gazzetta del Sud, vediamo ancora una notizia: A18 e A20 con più varchi automatici. Stiamo parlando delle 2 autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, appalto aggiudicato, adesso si parte. Restyling in 15 caselli e sostituzione dell'attuale sistema operativo ormai obsoleto. Lavori assegnati dal CAS per un importo di 4,2 milioni di euro ad una ditta agrigentina. Gli utenti avranno a disposizione forme di pagamento elettronico alternativo al tradizionale Telepass. Questo dovrebbe aiutare anche a snellire il traffico appunto ai caselli. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Intanto vediamo ad Agrigento questa storia, il vagito, poi il rimorso. Partorisce e abbandona la figlia, poi però ci ripensa. E poi la storia di questa piccolina che è stata operata a Patti, operata al cuore in culla, salvata piccola, nata prematura grazie ad un'equipe appunto del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Oggi si parla tanto di politica, Angelo, perché oggi è il giorno della discussione in aula della manovra. La manovra approda in aula, ma prima vertice di maggioranza convocato da Schifani. Manovra in aula, Schifani, versione mani di forbice, le norme in bilico. E poi all'Ars i supplenti saranno più ricchi degli assessori. Arriva la livella. Vediamo ancora sotto: Palermo, beffa PIP, pagati meno del sussidio a SAS, ora servono 30 milioni l'anno. Intanto andiamo a vedere la notizia della manovra. Schifani, mani di forbice, così lo definisce oggi la Sicilia, il rischio di irritare la maggioranza. Oggi il test all'Ars, i 28 articoli della Giunta sono lievitati a oltre 100, al vertice la linea del taglio. I nodi DC e De Luca, Cuffariani divisi tra orgoglio di partito e istinti di potere, Scateno difende i fondi e attacca Fratelli d'Italia. Squadristi, meglio essere inaffidabile che delinquente abituale. Queste le ultime parole appunto del leader di Sud Chiama Nord. E poi questo retroscena che oggi viene pubblicato anche in prima pagina sulla Sicilia: gli assessori sempre più poveri rispetto ai deputati supplenti. All'Ars il centrodestra lavora già al ritocchino. Oggi la Sicilia fa i conti in tasca appunto a assessori e deputati supplenti. Deputato guadagna 12.000 euro più 3.200 euro per lo staff al netto di eventuale indennità di funzione.
L'assessore guadagna invece 12.000 euro onnicomprensivi. Deputato, assessore 12.000 euro più i 3.000,2 per lo staff più 1.160 euro di indennità di carica. Questi sono alcuni conti che riguardano i nostri rappresentanti all'ARS. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Palermo ritorna, si accende il Natale, si accende anche la polemica sulla caro voli, i voli proibiti di Natale, così scrive oggi Repubblica, rincari record e posti già finiti il 25 dicembre. Nessun collegamento diretto tra Roma e Palermo. Raggiungere la Sicilia costano meno le Maldive. La regione pensa adesso ad un altro treno speciale. E poi anche qui vediamo la manovra finanziaria, dentro o fuori il diktat della DC sulla manovra. Sempre sulla prima pagina, italo-belga, le accuse della prefettura. La società italo-belga, ricordiamo, è finita nel mirino degli inquirenti, società che gestiva il litorale palermitano. E ancora, andiamo a vedere all'interno appunto questo Natale con i voli impossibili. Potrebbe spuntare un altro treno speciale, un altro Sicilia Express contro il caro aerei, rincari e sold out, e il giorno di Natale non vede alcun collegamento tra Roma e Palermo, e appunto la regione che cerca di superare l'emergenza con un altro Sicilia Express, e intanto le compagnie di bus potenziano le corse. Ancora andiamo a vedere sull'altra pagina, ci sono le parole di Carlo Borgomeo, il presidente di Asseroporti. È un mercato senza regole, questo è il suo commento. Adesso serve una regia. La preoccupazione del presidente: bisogna abbassare e uniformare le tasse comunali. Abbiamo proposto la riduzione dell'addizionale a 2,5 euro. Non è normale che a Palermo si paghi e a Trapani no. E poi vediamo Ficarra nell'album di Repubblica, restiamo su questa pagina. Ora aspetto i biglietti all'asta, i problemi ci sono e sono evidenti, le soluzioni dovrebbero offrircele chi è messo lì a fare questo. Mi domando perché la stessa cosa non succede nelle altre regioni, perché i nostri concittadini devono pagare 800 euro per tornare a casa. È una cosa ingiusta, abominevole. Il prossimo passo sarà mettere all'asta i biglietti e assegnarli a chi offre di più. Sul tema caro voli la pensa così appunto Salvo Ficarra in questo estratto, appunto nell'intervista rilasciata a Massimo Norrito che Repubblica Palermo poi pubblicherà nell'album L'anno che verrà. Tra l'altro proprio Ficarra e Picone hanno realizzato un film sul Sicilia Express, insomma una storia un po' divertente naturalmente alla loro maniera. Intanto vediamo ancora la politica, l'ultimatum della DC, lealtà sulla manovra. Poi dentro o fuori, oggi vertice di maggioranza senza la DC e finanziaria in aula, incognita, precari, ex PIP, e poi c'è un esposto del PD sulla gara del 118 dove la società che insomma ha ottenuto questo incarico ha presentato un ribasso del 99, qualcosa per cento. Vediamo le ultime pagine velocemente, Angelo. Allora la prima pagina del Giornale di Sicilia: sanità stretta sui manager, in giunta il piano di Schifani, selezioni più rigide e pochi margini sulle scelte. Grazie Emanuela. Allora fra poco saremo da te per leggere insieme invece le prime pagine non solo dei quotidiani nazionali. Adesso un rapido sguardo a quella che è la situazione viabilità a Catania in via Vincenzo Giuffrida. In questo momento la situazione, come potete vedere, è relativamente tranquilla, non ci sono grandissimi ingorghi, però certamente l'ora di punta. Oggi rientro fra le altre cose dopo il ponte, il lungo ponte che ha portato fino all'Immacolata, e quindi c'è un po' di traffico. Dalla via Vincenzo Giuffrida adesso siamo sulla circonvallazione all'altezza del Tondo Gioieni. Qui il traffico, mi pare di poter dire, è abbastanza congestionato, le auto vanno
a rilento in entrambe le direzioni, e proprio sulla circonvallazione di Catania possiamo dare anche uno sguardo, diciamo, alla parte più bassa, come possiamo vedere nelle immagini, proprio su Viale Odorico da Pordenone, parte bassa, quello dove c'è anche l'innesto del Viale Mediterraneo, e qui le auto transitano davvero a rilento, mentre invece in direzione Ognina il traffico è sicuramente più scorrevole. Adesso invece diamo uno sguardo all'Etna, il vulcano che stamattina appare diciamo in tutta la sua bellezza. Come sempre a quest'ora c'è questo alone di fumo che arriva dai crateri sommitali, dovuto in parte anche ad attività di emissione di gas e non solo. Lo vediamo anche da Taormina, il vulcano, qui la neve si nota un po' di più, il golfo di Taormina che ci regala e ci restituisce questa splendida cartolina. Ci fermiamo ma appena per pochi momenti e poi saremo di nuovo in postazione con Emanuela Corsi per leggere i quotidiani nazionali. Torniamo di nuovo insieme, adesso la lettura dei quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Sì, in primo piano ancora c'è la guerra in Ucraina, ma anche i rapporti tra Trump e l'Unione Europea, e poi tante notizie di cronaca. Intanto vediamo il Corriere della Sera, l'apertura: Trump rilancia l'assalto all'Unione Europea. Oggi intanto il leader ucraino Zelensky sarà dal Papa e da Meloni. La premier per la pace serve unità di intenti anche con gli Stati Uniti. Zelensky: non daremo terre a Mosca. A Londra fronte con Starmer, Macron e Merz. Ieri ha incontrato i cosiddetti paesi volenterosi, oggi dicevamo l'incontro a Roma con Meloni e poi dal Papa. E poi c'è un'altra notizia oggi, la stretta dell'Unione Europea sui migranti, rimpatri e paesi sicuri, la svolta dell'Unione, Roma e sì all'Albania, al modello Albania appunto che è stato sperimentato dal governo Meloni, regolamenti e centri per i migranti. Ancora vediamo dalla Sicilia, in prima pagina vediamo sul Corriere della Sera il dramma di Corleone, quelle famiglie lasciate sole accanto ai figli con disabilità. L'ultimo caso appunto arriva da Corleone, questa madre disperata che prima ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita, apre a una riflessione e a un dibattito importante proprio sull'aiuto che necessitano queste famiglie che vivono queste tragedie. Cambiamo argomento, vediamo sempre per la cronaca un caso di tangenti in un ospedale di Roma, il primario arrestato e il sistema tangenti, così ti godi la vita, casa, auto, carte di credito, appunto arrestato questo primario di nefrologia. E ancora la privacy a scuola, ecco le nuove regole su chat, pagelle e AI, il vademecum del garante. Vediamo la fotonotizia di oggi del Corriere dedicata a Emma Marrone, che si racconta la malattia, le chitarre di papà, vivo di emozioni con le mie fragilità. Lei ha presentato il nuovo singolo e i concerti che la vedranno in giro nel nostro paese. Andiamo a vedere la Repubblica. L'Europa blinda Zelensky, Trump state sbagliando, incontro a Londra con Starmer, Macron e Merz, accordo su difesa e ricostruzione, oggi da Meloni e dal Papa, Casa Bianca agli alleati, andate in una brutta direzione. E poi oro, Banca Italia, dalla BCE, stop al governo, l'Italia riconsideri la proposta, Giorgetti sicuro si risolverà. Andiamo a vedere l'altra voce dove c'è questo scandalo nella sanità, i domiciliari, il primario arrestato, il GIP, mazzette pagate ogni mese, mazzette a cadenza mensile come fossero uno stipendio, e pesante l'accusa per Roberto Palumbo, responsabile del reparto nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, per il quale il GIP ha disposto gli arresti domiciliari. Il medico è bloccato mentre
intascava una presunta tangente. Il GIP parla di fatto grave e spiega che ci sarebbero anche le prime ammissioni. Nell'inchiesta sono coinvolte altre 12 persone. E poi si parla anche di Garlasco, nebbia su Garlasco, la giustizia al tempo della simulazione. Non sono più solo atti, perizie, avvocati, PM, giornalisti, dibattiti televisivi, ma un clima, una nebbia mentale, un rumore di fondo, scrive appunto il quotidiano, che accompagna gli anni. Garlasco è questo, non un delitto soltanto, ma un luogo dell'anima collettiva, un punto cieco della giustizia che continua a pulsare. Andiamo a vedere un altro quotidiano, la prima pagina della Stampa, Kiev, Meloni, media sui territori. Zelensky oggi a Roma, non abbiamo diritto di rivedere i confini, Foti no all'uso degli asset russi. Ieri vertice a Londra appunto con Macron, Starmer e Merz, l'Europa resti unita, Weber alla Stampa, Trump negoziatore egoista. Sulla Stampa vediamo invece la fotonotizia dedicata a Marcel Jacobs che dice: ho perso la scintilla, non riesco a tornare in pista, ferito dall'invidia. Anche qui si parla della stretta dell'Unione Europea sui migranti, avanti con i centri albanesi, Piantedosi applaude, Riccardi una svolta nazionalista. Ancora andiamo a vedere Avvenire. L'Unione Europea chiude le porte, intesa tra i governi dei 27 sui nuovi criteri per i paesi considerati sicuri per i rimpatri e la possibilità di centri di espulsione dei migranti in nazioni terze, come appunto in Albania. Vediamo un'altra notizia. Allora, è in corso la kermesse di Fratelli d'Italia a Treiu, ospite Fini, Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale. Fini torna a casa e ammette errore, sciogliere AN. Ad Atreju rievocato il duello del 93 con Rutelli, ospite appunto assieme a lui anche Rutelli, il famoso duello del 93 per la corsa al Campidoglio. Poi fu proprio Rutelli a vincere e a diventare sindaco di Roma. L'ex leader plaude a Meloni, ha saputo ricreare la comunità. Vediamo ancora un'ultima prima pagina, Angelo, se ce la facciamo. Sì, come no, abbiamo tempo. Il resto della Carlino, e allora vediamo nel taglio basso, Paramount contro Netflix per il controllo di Warner, in campo anche il genero di Trump, offerti 108 miliardi di dollari e 30 film all'anno nelle sale. Si parla tanto di questa notizia, vediamo anche il Messaggero, Paramount sfida Netflix, 108 miliardi per Warner, maxi offerta ai soci, interviene Trump, materia da antitrust. E ancora vediamo il Sole 24 Ore. Intanto Cina surplus commerciale record, a novembre superata la cifra di 1.000 miliardi, materie prime. Allarme G7. Con i dazi l'export negli Stati Uniti crolla del 28,6%, ma balza del 5,9% nel resto del mondo. Quindi, insomma, l'export cinese sta registrando dei numeri veramente impressionanti. E poi la manovra finanziaria, imprese, affitti e fisco, le novità della manovra arrivano adesso alla stretta finale. L'obiettivo è chiudere in una settimana, poi passare la palla all'Aula e alla Camera. Dopo la lunga fase di stagionatura, la manovra è giunta alla stretta finale in Commissione Bilancio al Senato, dove nella solita girandola di voti nelle sedute fiume assumerà una forma definitiva per confluire nel maxi emendamento del governo per la fiducia. Le ultime novità dovrebbero arrivare dopodomani, tra queste aumento della Tobin Tax, niente rate sulle plusvalenze e tassa sui micropacchi per limitare il colpo su dividendi e compensazioni. L'obiettivo è chiudere la pratica tra venerdì e l'inizio della prossima settimana, appunto per poi passare la palla all'Aula e trasmettere il testo alla Camera. Anche qui vediamo Paramount che rilancia offerta per Warner Bros. E sullo sfondo c'è appunto Trump. Vediamo il Fatto Quotidiano.
In Svizzera i più ricchi sono italiani e oggi c'è la lista dei 16 paperoni, tra questi segnaliamo Beretta per esempio, Bertarelli, Pignataro, Mastrolia e gli altri che accrescono oltre confine il loro patrimonio da 100 miliardi in tutto grazie a farmaci, logistica e finanza. Questi diciamo sono i principali settori di cui si occupano questi miliardari. E poi vediamo anche Libero. Ormai è terrorismo, catapulte contro la polizia, i Notav usano macchine per lanciare pietre di 5 kg e bombe con i chiodi, l'accusa delle forze dell'ordine alla sinistra, basta coprire i violenti. E ancora vediamo un'altra, si parla ancora di Albanese, di Francesca Albanese, sulla follia all'ONU, stupri di Hamas, non c'è prova. Bene, grazie allora Emanuela per questa ampia rassegna stampa dai quotidiani nazionali. Con Emanuela torneremo di nuovo più avanti nella nostra mattinata. Adesso una breve sosta e poi ci occuperemo e parleremo dello sciopero generale del venerdì prossimo, il 12 dicembre, che è stato di fatto proclamato in Italia e in Sicilia anche. Parleremo con la CGIL, con il segretario generale della CGIL regionale. Fra pochissimo, restate buongiorno Sicilia. Allora, eccoci di nuovo in studio, come annunciato. Adesso parliamo dello sciopero generale del 12 di dicembre, le ragioni della CGIL. Allora, per scoprire e parlare di queste ragioni, in studio stamattina con noi c'è Alfio Mannino, che è il segretario generale della CGIL Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per il cortese invito. Allora, venerdì c'è questo sciopero generale contro la legge di bilancio 2026. Perché? Questa è la prima domanda. Perché? Ma perché questa è una legge di bilancio che non dà risposta al mondo del lavoro e soprattutto non dà risposta alla Sicilia e al Mezzogiorno. Guardate, di fronte a un paese in cui in questi anni vi è stata una crescita enorme dei profitti, purtroppo salari, stipendi e pensioni stanno perdendo sempre di più il loro potere d'acquisto. Non lo dice la CGIL, ma lo dice la Banca d'Italia, che negli ultimi 3 anni abbiamo perso l'8% del potere d'acquisto. E sotto questo profilo non c'è una misura che prova a dare una risposta appunto ai lavoratori, alle lavoratrici, ai ceti e ai soggetti più deboli. E poi c'è un altro grande tema, che è quello secondo la quale questo era un governo che aveva vinto le elezioni promettendo di cambiare la legge Fornero, consentendo ai lavoratori e alle lavoratrici di andare in pensione. Non soltanto la legge Fornero non è stata cambiata, ma quegli elementi di flessibilità in uscita, penso ad opzione donna, penso a quota 102 e 103, sono state anche del tutto cancellate. E poi, come dicevo, c'è un tema che dal nostro punto di vista ci preoccupa. Sotto la casella degli investimenti per il 2026 c'è una cifra che è 0. In un paese in cui la crescita prevista è dello 0,8%, che se non fosse per il PNRR saremmo in recessione, noi non possiamo immaginare di affrontare i prossimi anni con appunto il PNRR che va ad esaurirsi, con altre misure a partire dal superbonus che vanno ad esaurirsi. Noi abbiamo bisogno di grandi investimenti soprattutto in Sicilia e soprattutto nel Mezzogiorno. C'è un problema anche che riguarda diciamo il fisco in quella che è la finanziaria del 2026. Mi riferisco diciamo al peso fiscale contributivo che viene pagato da tutti noi. Sì, ma assolutamente, perché in questi anni le entrate fiscali sono aumentate di 25 miliardi di euro e queste sono aumentate in virtù e a causa del drenaggio fiscale, perché anche se all'ordo sono aumentati salari, stipendi e pensioni, al netto, in virtù di questo sistema del drenaggio fiscale, non è aumentato appunto il potere d'acquisto, ma sono aumentate le entrate che sono derivate da una crescita dell'IRPEF che per il 92% pagano
i lavoratori dipendenti e i pensionati e le pensionate, noi riteniamo invece che ci sia la necessità di rivedere complessivamente il nostro sistema fiscale, determinando da un lato una maggiore progressività delle imposte, ma riguarda le intere imposte, e poi rendendo omogeneo anche il peso fiscale. Non è possibile che salari, stipendi e pensioni vengano tassati al 30, 32, 36, 44%, e invece la rendita al 12%, i profitti al 24%. Io credo che noi abbiamo bisogno di una riforma complessiva. E poi dentro questo scenario noi diciamo anche un'altra cosa. In un tempo in cui noi rischiamo una recessione, non è una proposta bolscevica ritenere che coloro i quali hanno uno reddito superiore ai 2 milioni di euro non possano pagare l'1,3% di una tassa di solidarietà. Noi riteniamo che quei 25 miliardi che lì si recupererebbero possono davvero servire per i grandi investimenti infrastrutturali, per grandi investimenti anche nelle infrastrutture sociali. E tutte queste sono le ragioni che ci portano a mobilitarci il 12. E poi c'è una ragione in più in Sicilia, una regione che purtroppo sta attraversando una delle crisi più drammatiche da un punto di vista etico e morale. C'è una grande questione sociale. Ogni anno dalla Sicilia vanno via 30.000 ragazzi e ragazze, vanno via le intelligenze migliori e più fresche di questa terra, e non è possibile che né nel finanziaria del governo nazionale, e peggio ancora neanche nella finanziaria del governo regionale, che voglio dire per la prima volta sta facendo a disposizione 1,4 miliardi per fare una finanziaria espansiva, non mettono un euro per provare a dare una risposta a questa grande emergenza. Noi avevamo proposto di mettere 50 milioni di euro per le borse studio e per le borse alloggio, affinché in Sicilia si affermasse il diritto allo studio. Avevamo detto di mettere 25 milioni di euro per i testi gratuiti nei libri, e soprattutto un piano straordinario di assunzione dei giovani, delle giovani e dei giovani ragazzi e ragazze della nostra regione, per ammodernare non soltanto la nostra pubblica amministrazione, ma anche per fare quelle politiche attive che dessero un supporto e un sostegno a quelli che sono le grandi potenzialità anche del nostro tessuto economico e produttivo. Sulla sanità ci sono diversi punti di vista. Voi contestate anche, diciamo, i mancati investimenti in sanità, anche se il governo nazionale afferma che questo governo sulla sanità invece investe parecchio. Ma loro possono affermare quello che vogliono, ci sono i dati che parlano chiaro. La spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo in questo nostro paese è sceso dal 6,5 al 6,1, e se loro non modificano questa legge finanziaria del 2026 arriviamo a sotto il 5,9%. C'è uno scarto tra quello che investe l'Italia e quello che investono il resto dei paesi europei di oltre 1,5 punti. Questo significa che mancano alla sanità privata alla sanità pubblica qualcosa come 40 miliardi di euro. E questo qui fa il paio a un altro aspetto, che in questi anni la spesa che ogni singolo cittadino deve affrontare per potersi curare, se la sommiamo è di circa 40 miliardi di euro, perché a causa della inadeguatezza del sistema pubblico purtroppo la gente è costretta a rivolgersi al sistema privato ed è costretta a pagarla di tasca propria. Noi riteniamo invece che noi dobbiamo arrivare alla media europea, che è quella di un investimento sulla sanità del 7%, poi non c'è dubbio che l'investimento è una quota per dare una risposta per un sistema sanitario che garantisca il diritto alla salute, perché non c'è dubbio che, se lo guardo dalla prospettiva della Sicilia, dove purtroppo il nostro sistema sanitario è il luogo delle clientele, del malaffare, delle ruberie e degli sprechi, ci puoi mettere tutte le risorse che vuoi, ma se noi non blocchiamo questo sistema di clientele, malaffare, ruberie e quant'altro, non c'è dubbio che il diritto alla salute viene negato. Quindi noi abbiamo bisogno di fare una duplice operazione: investire quanto è necessario, quindi arrivare a una spesa per la sanità rispetto al PIL di oltre il 7%, e poi provare a determinare quelle condizioni affinché il servizio sanitario sia davvero al servizio dei cittadini e non invece un luogo per alimentare clientele, malaffare e per alimentare un sistema politico che della sanità ne è assolutamente preditrice. In questo quadro c'è un rischio di spostare tutto sul privato piuttosto che sul pubblico? Ma guardi, già questo si sta determinando, perché come ti dicevo poco fa, negli ultimi 5 anni la spesa sanitaria che i cittadini sopportano
per potersi curare è di oltre 40 miliardi di euro e non c'è dubbio che quello va a carico, va a favore del sistema privato, un sistema privato che non è di supporto al servizio sanitario ma che naturalmente determina solo profitti per pochi. E noi tutto questo, ripeto, in una regione come la Sicilia, dove abbiamo una condizione economica e sociale particolarmente grave, non possiamo far sì che anche il sistema sanitario sia a carico e sia supportato dalle tasche dei cittadini e delle cittadine. Il 12 verranno assicurati i servizi essenziali in ogni caso? Ma quello assolutamente sì, perché le mobilitazioni della nostra organizzazione garantiscono sempre i diritti basici dei cittadini e delle cittadine, dal diritto alla salute al diritto ai trasporti che sono fuori, dalla possibilità di potersi mobilitare. Io credo che il 12 però deve essere una grande giornata di mobilitazione per dare un messaggio chiaro di una Sicilia ed è un mondo del lavoro siciliano che vuole essere protagonista di una grande stagione di cambiamento, che vuole rimettere al centro il tema del lavoro, il tema della qualità del lavoro, ma soprattutto che vuole rimettere al centro una grande questione meridionale, perché dentro la battaglia nazionale noi dobbiamo rivendicare che la Sicilia e il Mezzogiorno ritornano ad essere centrali se vogliamo provare a tenere unito questo nostro paese che invece si sta frantumando da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, e la frantumazione e la separazione non soltanto geografica ma anche generazionale, e noi questo non ce lo possiamo più consentire. La mobilitazione a livello regionale a Palermo? La nostra mobilitazione sarà a Palermo con concentramento alle 9:30 a Piazza Marini, il comizio finale sarà sotto la presidenza della Regione, da quella piazza, da quel palco parleranno oltre che delegati e delegate, ma sarà aperto anche al mondo giovanile, alle associazioni antimafia, per dire che quella è una mobilitazione non soltanto della nostra organizzazione, ma una mobilitazione appunto della società siciliana, di quel pezzo di società siciliana che vuole davvero cambiare il corso in questo nostro paese, in questa nostra regione. Allora, seguiremo certamente la giornata di mobilitazione di venerdì con i nostri telegiornali e chiaramente vedremo quali saranno poi le reazioni nella giornata. Grazie ancora per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per il cortese invito. Ad Alfio Mannino, che è il segretario generale della CGIL in Sicilia. Ci dobbiamo fermare per pochi momenti e fra poco parleremo di una bella iniziativa qui a Catania. Andremo a Librino perché parleremo di un modo per fare solidarietà, per fare aggregazione, per sostenere e aiutare le famiglie ma anche i ragazzi. Tutto questo fra poco a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Giornata di martedì soleggiata sul nostro territorio, eccetto un po' di variabilità a fine giornata sull'alto versante tirrenico. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Sono attese condizioni di stabilità per la giornata di martedì, con nubi alternate a schiarite, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi, temperature massime che saranno piacevoli con valori fino ai 18-20 gradi. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì in Sicilia, il contesto resterà invariato, infatti l'alta pressione continuerà ad interessare la regione con solo innocue velature di passaggio, venti deboli con mari in prevalenza calmi, temperature massime che non subiranno particolari variazioni, valori comunque si manterranno ancora oltre i 15 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella.
Che scappano, sono vive vive. Allora, quindi l'hai assaggiata di nuovo? Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, si divertono anche, c'è chi la vuole cotta. Allora, buongiorno e bentrovate a Naida Vegeta. Buongiorno. E grazie anche per essere con noi ad Antonietta Meghi Corso. Nadia è la dirigente di questa sartoria, si chiama Made in Librino. Esatto. Mentre invece Antonietta è una delle mamme che partecipano alla sartoria proprio Made in Librino. Ma che cos'è questa sartoria Made in Librino? A chi è venuta l'idea e come è nata l'idea? Allora, la sartoria è nata 3 anni fa, a fine di novembre del 2022, ed è un progetto di scuole aperte partecipate, per cui insieme di varie associazioni è nata questa idea. Praticamente Associazione Musicale Etnea e Istituto Comprensivo Rita Atria sono, cioè sono loro che hanno veramente pensato di fare la sartoria, che è nata come idea di dare la possibilità alle mamme di imparare una cosa e comunque avere un posto dove trovarsi. Ah, questa è una bellissima iniziativa. E le mamme, ce ne abbiamo una qui in studio. Esatto. Come hanno accolto questo invito? Perché un invito è stato all'inizio, no? Sì, è stato un invito tramite la scuola. Facendo la prima esperienza con Naida è stato rivoluzionario. Rivoluzionario perché? Perché diciamo che dentro questa scuola ci sono tantissimi aspetti, perché c'è l'aggregazione, c'è la solidarietà, c'è la partecipazione, c'è lo stare insieme e conoscersi anche, ma soprattutto c'è stare lontano anche dalla strada. In qualche modo ci sono tantissimi obiettivi che si raggiungono e come si raggiungono, perché voi avete portato, abbiamo degli esempi di queste borse che diventano poi delle tele che vengono colorate, pitturate. Da chi vengono pitturate e colorate queste tele? Sono bambini, sono ragazzini, adolescenti, che età hanno? Queste in particolare sono proprio i bambini di seconda elementare. Quindi hanno 7-8 anni? 7-8 anni, sì, esatto, che questa era la prima prova. In realtà noi abbiamo pensato di fare questo progetto, noi abbiamo prodotto le borse e le abbiamo lasciate aperte proprio per darle come tele ai bambini e vedere cosa viene fuori. Siccome è stato un'esperienza molto divertente sia per noi che per i bambini, adesso questo progetto continuerà. Noi le abbiamo pure piazzate in libreria Lunaria a Catania, dove si possono trovare, per cui è un inizio di un nuovo progetto per Made in Librino. Made in Librino. Torno di nuovo da Antonietta, perché qua stiamo vedendo anche delle slide, stiamo vedendo anche delle foto proprio delle borse messe in vendita. Ma a parte, diciamo, quello che può essere il ricavato, che consente anche in qualche modo un autofinanziamento per poter portare avanti l'attività, ma io immagino che in un quartiere come quello di Librino, che è un quartiere immenso, grandissimo, dove non mancano i problemi, iniziative come queste siano da salutare davvero con grandissima, come dire, apertura. Sì, di solito si parte col dire non ho tempo per andare in sartoria, però poi una volta lì ci si perde e si continua, perché è una cosa... Ma quante ore di impegna, quante ore impegna anche i ragazzi questo tipo di attività? Sono 3 orette il giovedì, una volta a settimana per il momento, che però ci distaccano veramente dalla realtà. Cioè, quindi praticamente quando siete dentro la sartoria... Ci si annulla, sì.
Dimenticate tutto quello che c'è. È vero. È no. un distacco proprio dalla realtà. Ma un momento di confronto. Sono interessato ai bambini, come reagiscono i bambini? I bambini piccoli magari lo vedono come un gioco, come un divertimento, ma magari ci sono dei ragazzini più grandi, dei ragazzini, delle ragazzine un po' avanti negli anni, che trovano in questo tipo di attività un modo per esprimere la loro creatività intanto e magari trovare degli amici proprio all'interno della vostra sartoria. Beh, nella sartoria abbiamo fatto l'anno scorso anche i progetti proprio con i ragazzini di varie età, ed è un'esperienza interessante anche per loro, perché da proprio esperienza manuale, che è molto importante, poi imparano anche delle cose ovviamente, cioè per cui escono avendo fatto qualcosa avendo prodotto loro qualcosa di reale, ed è molto bello. Mi raccontate come funziona, cioè voi cosa fate? Comprate la stoffa, questa stoffa viene messa a disposizione per subito pitturarla, o altrimenti prima si creano le borse e poi vengono pitturate? Cioè il processo, che tipo di procedimento c'è? Queste borse vengono realizzate dalle mamme, immagino? Certo, quindi... sì, le borse praticamente noi facciamo... Vengono lasciate aperte per lungo. Ah, ok, quindi c'è questa Step by stoffa che è step, già diciamo. pronta? Come se fosse una tela. Sì. La con stoffa i è manici. tagliata, Ok. aperta, pittata e poi chiusa. Ah, quindi insomma ci sono diversi momenti. Passaggi, E hanno, grosso modo vedo che hanno tutte la stessa dimensione, oppure ci sono delle borse che hanno dimensioni diverse, fate qualcosa di particolare anche? Sono tutte quante standard? Queste sì. Queste Per il sì. momento parte il progetto ok. così. No, Poi perché magari abbiamo che ne in so, mente... i bimbi potrebbero avere un'idea particolare, quindi si potrebbe realizzare qualcosa per i più piccoli anche. Ma magari, questa è un'idea, tra qualche mese ci rivediamo, così vediamo dove va, perché è proprio l'inizio del progetto, cioè questo è proprio il primo, diciamo, cioè il primo step in questo borse che abbiamo deciso di proprio presentarle come tele, per cui adesso vediamo cosa succede nei prossimi e di farci mesi. conoscere. Una mia curiosità, quante sono le mamme e quanti sono i bambini? Possiamo dare un numero di partecipanti? Le mamme sono un 4-5 e i bambini sono in base alla scuola, coinvolti proprio dalla scuola stessa, tra elementari e medie. E quindi insomma arriviamo a un massimo di 12-13 anni come bambini, come ragazzini, insomma siamo quasi prima dell'adolescenza e quindi si coinvolgono questi ragazzi per questo vostro progetto. Avete qualcosa da raccontarci per questo Natale? State facendo qualche iniziativa particolare legata proprio al vostro diciamo, progetto, che è quello di queste borse che nascono al Librino? Avete un'attività imminente? L'unica attività è quella di giorno 12, che saremo alla scuola Pestalozzi come mercatino di Natale, e presenteremo sia le borse che tutti gli oggetti fatti in sartoria, come le pochette. In qualche modo insomma si allarga cosa. la cerchia, no? Perché c'è la scuola Atria, arrivate alla Pestalozzi, l'associazione che vi collabora e che vi sostiene, in qualche modo insomma si cerca di allargare la base in modo da avere anche, chissà, magari altri partecipanti, coinvolgere altre mamme, altri bambini e molte più persone magari conosceranno il progetto che si chiama per l'appunto Borse che diventano tele. Esatto. Ecco, quindi le vostre borse stamattina le stiamo facendo conoscere a chi ci segue in televisione. Allora, grazie per essere stati con noi questa mattina. In bocca al lupo per quello che fate e mi piace sottolineare il fatto che questo laboratorio è una sorta di pronti, pittori e vai, insomma una cosa veloce. I ragazzi trovano tutto l'occorrente e si possono sbizzarrire, non hanno limiti, diciamo, nella loro arte. No. Bene. Proprio zero, Vengono sono lasciati completamente liberi. Liberi di fare. Grazie ancora Grazie a a Naida Begetta e grazie anche ad Antonietta Meghi Corso, che è una delle mamme che partecipano al corso, mentre Nadia è la dirigente di questa sartoria che si chiama Made in Librino. Grazie ancora, ci fermiamo, fra poco andiamo a Palermo, ahimè, per parlare invece di un problema serio a Palermo, il fatto che la raccolta differenziata non riesce a
decollare. Fra pochissimo con Marco Gullà e non solo, c'è un ospite con lui. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso come annunciato andiamo a Palermo, parliamo di raccolta differenziata che è certamente un tema piuttosto complicato e delicato per la città, per il capoluogo di regione. I numeri non sono positivi. Allora cerchiamo di capire che cosa succede. Lo facciamo con Marco Gullà, che adesso vedrete. Assieme a lui c'è anche il presidente della RAP, che è la società che si occupa proprio della raccolta dei rifiuti a Palermo. Marco, buongiorno. Buongiorno Angelo, sì, infatti sono con Giuseppe Tondolo, buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Che sta facendo insomma il possibile e anche l'impossibile per provare a culturizzare insomma la cittadinanza sulla raccolta differenziata, che però purtroppo, caro Presidente, in alcuni quartieri, anche quelli, definiamoli bene, Palermo bene, residenziali, purtroppo non decolla. Sì, purtroppo noi stiamo facendo tutti gli sforzi che possiamo per cercare di convincere tutti i cittadini a rispettare le regole. Ahimè, dopo grandi plausi vanno fatti a tutti i quartieri che sono partiti benissimo, come Partanna, Sferacavallo, Garghillo, Ondello, Tommaso Natale, anche Arenella, Acquasanta. Devo dire che stanno dando gran bei risultati. Alcune zone, alcuni cittadini anche in queste zone continuano imperterriti a non voler rispettare le regole, quindi non rispettare gli orari, non farla differenziata e buttarla in modo compulsivo, lasciatemi passare il termine, sì, in micro discariche che complicano a noi RAP il lavoro in modo devastante, proprio devastante. 1200 tonnellate in tutta la città, abusivi buttati ogni mese, sono una quantità di rifiuti che a noi devastano dal punto di vista organizzativo e quindi chiaramente penalizzano il cittadino corretto che invece fa il proprio mestiere, ahimè. Todaro, le voglio Stiamo chiedere... vedendo delle immagini. Vediamo vediamo le immagini che poi non sono diverse, in alcune circostanze ce ne siamo occupati anche per quanto riguarda Catania, queste micro discariche che paiono all'improvviso. Però voglio dire, il problema è che bisogna anche fare comprendere alle persone che ci seguono, in questo caso le persone che seguono da Palermo e anche da Catania e da altre città della Sicilia, che quando si getta un rifiuto indifferenziato aumentano i costi che poi vanno a pesare su tutti noi, ma proprio non c'è nessuno che può praticamente scansare questo balzello. Sì, guardi, infatti noi stiamo discutendo col Comune una politica corretta che dovrebbe essere quella che stanno mettendo noi le fototrappole in città, ne abbiamo già messe 30, ne stiamo mettendo ancora ulteriori. Questi verbali devono essere canalizzati proprio per evitare di aumentare la tagli per i cittadini corretti, secondo lo spirito che secondo noi è corretto, che l'inciviltà lo deve pagare l'incivile e non la persona che normalmente fa la raccolta dei rifiuti corretta e manda nei giusti orari, le giuste frazioni. Purtroppo continuiamo ancora a vedere questo fenomeno, noi speriamo di fare un salto culturale in questa città, è un augurio, un auspicio e una speranza. Angelo, dicevo appunto delle immagini che sono anche immagini ovviamente di repertorio, perché comunque ti dico che, lo dicevo anche al Presidente poc'anzi, che nell'ultimo anno e mezzo Palermo è cambiata su questo aspetto, nel senso che molti quartieri che prima erano delle vere e proprie discariche a cielo aperto in cui si vedevano distese di immondizia adesso non lo sono più. Perché? Perché la RAP ha fatto delle assunzioni, un numero abbastanza importante, adesso ci sarà una nuova infornata di assunzioni, quindi c'è più personale ed è ovvio che adesso le cose stanno andando come si sperava andassero. Noi piano piano stiamo cercando di ricostruire un'azienda che, ricordiamo a tutti, era in uno stato deficitario dal punto di vista del personale e dei mezzi. Abbiamo fatto già le prime 400 assunzioni, ora stiamo continuando con le altre già programmate, che saranno quasi un centinaio nei prossimi mesi, che servono
ha due scopi. Innanzitutto è servito per la differenziata, che ha assorbito grandissima quantità di personale, perché la differenziata ha un costo del personale, un onere di quantità di persone molto maggiore. E in più oggi cominceremo anche a fare quell'altro importantissimo settore che è lo spazzamento, che sicuramente in questa città pecca in modo importante e che quindi noi dobbiamo assolutamente migliorare, sempre con l'auspicio che, come dicono le ragazze, specialmente tutte le nuove che sono state anche sentite, subito dopo che puliamo qualcuno butta a terra. Guardi, ieri mi è arrivata una foto che dopo 15 minuti che avevano levato tutta una zona già avevano sporcato con sacchetti e cose buttate a terra, che è veramente triste. Devo dire, i ragazzi che se l'ho sentito erano veramente quasi disillusi, ma io invece non voglio cadere nella disillusione, devo cadere nella continuità del comportamento di tutti noi. Dobbiamo educare, informare, a volte sanzionare, per poter tutti insieme, per avere quello che manca in questa città principalmente, il senso del bene comune. Pensiamo che le cose fuori di casa nostra non siano nostre, invece sono anche nostre. Presidente, le chiedo scusa, ma perché è così difficile diciamo, trasmettere questo messaggio? Mi riferisco, in Sicilia ci sono delle eccellenze, ci sono delle realtà che risultano essere tra i primi posti proprio a livello nazionale anche per la raccolta differenziata, ma perché in generale è così complicato trasmettere questo messaggio, che è un messaggio di civiltà a chi vive nelle nostre città? È soltanto un problema culturale oppure c'è dell'altro? Guardi, secondo me i fattori sono più, come lei sa, noi abbiamo fatto anche una campagna di sensibilizzazione con dei testimoni importanti, con il rifiuto proprio che ha cercato di andare in questa direzione. Va detto una cosa, abbiamo iniziato ora, cioè noi è 15 anni, circa 12 anni che non si faceva nulla in questa città per la differenziata, a parte alcune piccole zone. Oggi più di mezza città è coperta, il prossimo anno copriremo l'altra. È un percorso che ho studiato casi in tutta Italia, che ahimè ci vuole il tempo. Al di là del fatto culturale, nord, sud, eccetera, eccetera, che lascio, diciamo, a parte, è sicuramente un percorso, cioè si è iniziato un percorso che non si riesce a risolvere in una città grande da 700.000 abitanti, a risolvere in poco tempo. Ovviamente nelle città più piccole è tutto più facile. Poi in questa città, per carenza anche lì di personale dei vigili, non ci sono stati controlli. I controlli, mi dispiace dirlo, devono camminare insieme all'ampliamento della differenziata, che è indispensabile. Marco. Angelo, abbiamo tra l'altro parlato di assunzioni e sicuramente un altro dato abbastanza positivo è che comunque la RAP ha assunto tantissime ragazze. Vedo ragazze in giro 18, 19 anni, 20 anni che sono lì con uno spirito di sacrificio, di dedizione, di lavoro proprio per pulire la città. E forse questa è la fotografia, tra virgolette, più bella degli ultimi tempi del lavoro che avete fatto. Assolutamente, guardi, penso che sia capitato a tutti noi, io li conosco tutti perché li ho incontrati, i ragazzi e le ragazze che ne ho assunti, tutti giovani, e sono, credetemi, felici di partecipare a questa rivincita della città, e infatti rammaricano quando vedono i civili. Presidente, probabilmente la interrompo, mi scusi. Nulla contro chi ovviamente si sta avvicinando alla pensione, però forse serviva questo personale qui un po' più motivato rispetto a quelli che invece stanno andando in pensione. Diciamo che è umano, non critichiamo, perché è persone che 40 anni che danno la loro sforzo e la loro fatica. È chiaro che alla soglia della pensione, a 64, 65, 76 anni, sono anche provati fisicamente, e infatti noi stiamo lavorando proprio per accompagnare molti di questi anche anticipatamente alla pensione, per poter assumere personale giovane, che è chiaramente più motivato e ovviamente molto più capacità energetiche, che non è secondario nel nostro lavoro, perché ricordiamoci che è un lavoro indubbiamente faticoso, pesante, difficile, in una città dove il rispetto delle regole è poco e quindi troviamo sempre nei cassonetti anche cose pericolose
cose difficili da raccogliere, senza parlare di andare oltre di amianto e compagnia bella. Rivolgiamoci al cittadino, in 30 secondi se li abbiamo, Angelo, cosa vogliamo dire al cittadino in vista delle feste natalizie? Rispettiamo questa città, rispettiamo il bello, abbiamo una delle città più belle del mondo, dobbiamo tutti noi insieme, da soli noi in rap non lo potremmo fare mai, curarla. Ieri sera ho incontrato una persona che stava buttando un sacchetto, l'ho fermato e gli ho detto perché lo sta buttando? Non so dove buttarlo. E vedo questa frase, non so dove buttarlo, è terribile, perché le regole ci sono, c'è la differenziata porta a porta in tutte le zone che abbiamo coperto, c'è la zona più comoda dove mettere davanti casa. Quindi prego a tutti, rispettate un po', scaricatevi l'app Juncker o la J che vi aiuta nel percorso, dove mettere le cose, a che orario. Ci sono i centri di raccolta che sono aperti tutti i giorni, che vi possono anche, se non avete dove tenerla a casa, la plastica, cose, portarle lì. Quindi il mio è un appello di bellezza. Amiamo questa città. Grazie a Marco Gullama, grazie soprattutto al tuo ospite, il presidente della RAP, Giuseppe Totaro. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti, il tempo della sigla del nostro oroscopo, e vedo già collegato con noi Marco Amato. Eccoci, allora è il momento di scrutare le stelle, come sempre lo facciamo con Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè e bentornato chiaramente a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovato Angelo, buongiorno. Allora, oggi con una luna un po' particolare, che sa di bello, curiosando tra le notizie di Google, ho trovato una delle mie icone anni 90 preferite che io ho amato tantissimo. La signora Claudia Schiffer, ebbene, è stata invitata al castello di Windsor con i reali, ha sorpreso tutti con un abito di un'eleganza incredibile di velluto nero adornato da delle guarnizioni d'oro e di gioielli molto prezioso e particolare. L'hanno proprio ammirata tutti. Per me è stata un'icona incredibile e lei, mi sono subito incuriosito del suo cielo natale, è una vergine ascendente Scorpione, ma quello che l'ha resa la top model importante nell'epoca delle top model che non esiste più, ovvero quelle bellezze iconiche, indimenticabili, che hanno un po' chiuso la storia della moda italiana, è la Venere in bilancia, ovvero Venere in bilancia è una Venere potentissima, è una Venere sofisticata che conosce il trucco, il patto sociale, una Venere marxiana, insomma già risolta. Non è la Venere femmina del Toro, la Venere madre del Cancro. La bilancia è tutto quello che ha a che fare con estetica, moda, grafica, raffinatezza e una comunicazione estetica di 6 anni. La si distingue sempre. Complimenti alla signora Schiffer. Dunque, oggi le parlavo di una luna che appunto accende un po' i bollori, sia di Venere che del Sole, ma è Marte quello un pochino più incontrollabile oggi. Cosa succede nello zodiaco? L'Ariete, proprio perché Marte è molto galvanizzato, oggi è un po' iperattivo e siccome pecca per natura di diplomazia, oggi deve stare un pochettino più calmo, ma sempre vincente con questo suo Marte che lo porta a conquistare risultati ottimi. Toro, un periodo bellissimo per il Toro che culminerà tra l'altro sotto le feste all'inizio dell'anno nuovo, proprio perché il Toro acquisisce stabilità, certezza, e quella Venere che oggi con la Luna gioca molto bene lo rafforza sempre di più emotivamente. Gemelli, nel vostro caso invece è un po' più complicato perché il vostro pianeta Mercurio è molto distante, opposto ad Urano, tenta sempre di sperimentare. Per i Gemelli per adesso è un periodo di sperimentazione continua e non sempre vincente. Cancro, per voi Cancro invece un Giove meraviglioso tende a fare comunella tra tutti i pianeti e vi rende assolutamente ambiziosi, ottenete un po' di tutto in questo periodo. Leone, la Luna oggi è da voi, quindi viva i segni di fuoco che oggi sono più emotivi, più amati, più belli.
per il leone una giornata vincente, affettivamente vergine. I vergine dovranno dire qualche no, proprio perché quel Marte un po' distonico, se non si è allineati al loro ordine mentale, le vergini sono molto ordinate, la Vergine oggi rifiuterà proposte collaborazioni. Bilancia. Per voi Bilancia invece è un Marte iperattivo, un Marte che vi spinge ad avere risultati in termini di risposte, di collaborazione, avete fretta, dovete completare qualcosa, vi riuscirà ma senza tutta questa ansia. Scorpione, Mercurio per voi riesce a toccare molti pianeti, eppure la testa è sempre concentrata ai sentimenti che per ora vanno bene, quindi niente ansia. Sagittario, Venere, Marte e Sole nei vostri gradi, vincenti per natura, non vi ferma nessuno. Capricorno, un po' pensierosi sicuramente, ma anche per voi in amore si è raggiunta una certa stabilità, che è il caso di non incupire con le solite strategie macchinose che a volte fate. Acquario, per voi il cielo zodiacale è decisamente sorprendente e ottimo, magari le parole non sono vostre alleate per ora, ma i sentimenti e la passione e la voglia di fare sì. Pesci, per voi oggi è una giornata piena di cose, di contenuti da creare. Un Marte che vi disturba però non sarà sufficiente a fermare la fermezza di Saturno e di Nettuno che vogliono per voi ottenere dei risultati. Oggi i pesci sono un po' imperiosi. E detto questo, caro Angelo, ti saluto. Buongiorno Sicilia. Grazie, grazie Marco, l'appuntamento a domani e adesso andiamo da Emanuela perché ci dà qualche indicazione di spettacolo, credo. Sì, parliamo della prima della Scala, Angelo, che ha richiamato tanti personaggi noti, tra cui anche due pop star che insomma sembravano anche un po' insolite alla Scala di Milano, Achille Lauro e Mahmood. Parla il sovrintendente Ortombina, la Scala è di tutti, anche delle nostre pop star, è piaciuta proprio a tutti, o quasi, una Lady Macbeth del distretto di Munchesca, appunto la vorticosa opera di Dmitri Shostakovich con trama sprofondata alle latitudini più turpi della società russa e partitura elevata ai massimi splendori del Novecento musicale, con cui appunto si è inaugurata la nuova stagione della Scala. E poi andiamo a vedere anche, eravamo su Repubblica, vediamo anche il Corriere della Sera, perché prima parlavamo della Kermesse Atreju che è partita pochi giorni fa. Tra gli ospiti, quindi appunto ospiti un po' insoliti da tutte le parti, ci sarà anche Raoul Bova. Dice: sarò lì a parlare di social e fake news, i miei giorni e di rabbia, è difficile difendersi. Raoul Bova, che sarà alla Kermesse dei Meloniani. Gli è stata fatta una domanda a proposito della sua vicenda personale mediatica che lo ha visto protagonista quest'estate, quando insomma sono stati pubblicati degli audio dove insomma, audio privati che poi tanto privati non sono stati più, non erano più, e quindi lui ha detto che sono stati dei giorni molto difficili e ha raccontato appunto questo episodio della sua vita. L'ultima notizia, siamo sempre sul Corriere della Sera, tutti pazzi per il K-pop, il Korean pop, l'Italia dei piccoli fan. Ci sono queste band, girl band e boy band che una volta arrivavano dagli Stati Uniti, arrivavano dall'Inghilterra, invece adesso arrivano tutti dalla Corea. Bene così, grazie allora alla nostra Emanuela, ci fermiamo qui. Buongiorno Sicilia torna domani mattina puntuale alle 8, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.